Bentornati appuntamento con le previsioni meteo. Stiamo parlando di una perturbazione che arriverà nella giornata di giovedì e porterà anche delle nevicate a bassa quota sulle regioni del nord-ovest. Sarà comunque una perturbazione poco strutturata e maggiormente coinvolte le regioni del nord-est, soprattutto sull'Alta Toscana, dove qui avremo anche dei disagi, ma tale perturbazione ne parleremo perché sarà interessante da valutare. Intanto, come possiamo vedere, la giornata di martedì trascorrerà con delle ultime notti instabili proprio per un ciclone che si è andato a formare, a portare una fase di maltempo comunque rapida sulle regioni come l'Emilia Romagna, sull'Appennino emiliano e poi al centro, e questa perturbazione scivolerà proprio verso la Grecia, verso i Balcani, portando ancora ultimi fenomeni nella mattinata di martedì, almeno sul basso Tirreno, lungo le coste della Basilicata e della Calabria, e anche su quelle dell'Abruzzo e della Puglia. Ma andranno attenuandosi i fenomeni nel pomeriggio, per il resto sarà soleggiato dappertutto, e infatti la configurazione si dimostra come vedete ben decisa. Rimonterà l'anticiclone, arriverà una perturbazione dopo una giornata di mercoledì in prevalenza con tempo soleggiato quasi dappertutto, eccetto qualche velatura sparsa, e con un incremento anche della nuvolosità sull'Alta Toscana, dove avremo il rischio di qualche precipitazione, comunque di debolissima intensità. Vedete come si avvicina progressivamente questa saccatura in arrivo proprio tra la Francia e la Inghilterra, che scivolerà direttamente proprio verso il nord Italia. Dalla Francia andrà a collocarsi poi sul Mar Ligure, dapprima sul Golfo del Leone, e poi andrà a portare questa forte fase di maltempo con una grande ondata di gelo che continuerà ad agire sulla Russia, portando nevicate e tempeste di neve, mentre da noi arriveranno anche dei forti temporali, soprattutto sulle regioni settentrionali e entro la serata anche sul Lazio. Questa è la configurazione sulle alte pianure del Triveneto, e ancora una volta vi dicevo prima sull'Alta Toscana, e questa volta anche sulla Emilia occidentale e sulla Liguria. Questi settori più colpiti, e anche entro nel pomeriggio e la serata sulle coste del medio-alto Tirreno. Minore intensità sulla Sardegna, la meno colpita. Come vedete, queste le aree più coinvolte dalle precipitazioni nevose. Potranno assumere attorno ai 300-400 metri nel Cunese, come potete vedere, attorno ai 400-500 metri proprio sulle prealpi piemontesi lombarde. Altrove invece sul Triveneto, sul Friuli, avremo nevicate attorno ai 700-800 metri inizialmente al mattino, per poi innalzarsi ben oltre i 1000-1200 metri, proprio per il richiamo dei venti sciroccali che saranno tesi lungo le coste. Quindi questa è la configurazione che si andrà a creare, e per niente inverno possiamo chiamarlo ovviamente, e questo andrà poi a portare un allontanamento deciso di questa seccatura, per portare finalmente una pausa, perché tanti la vogliono, una pausa diciamo stabile, anticiclonica. Come vedete, le configurazioni parlano chiaro anche sul fatto che avremmo valori sopra la media del periodo nel corso appunto della settimana dal 20 in poi, dopo questa perturbazione. Quindi si assisterebbe a un clima un po' più secco, ad una pausa relativa, con perturbazioni atlantiche lontane dall'Italia, così come anche per quanto riguarda il freddo vero e proprio, anche se sarà possibile avere un'inversione termica, e quindi anche la comparsa nuovamente di nebbie in Val Padana, con giornate quindi un po' più fosche, e con invece più sole sulle zone montane e pedemontane. Rimanete come sempre aggiornati per i prossimi contenuti.